Coach Pozzecco, la vigilia terza gara di LBA con l'obiettivo dichiarato anche in conferenza stampa di proseguire in quella che è la crescita del tuo roster. Sì, è vero, la parte che ci coinvolge di più e che ci, tra virgolette, preoccupa di più è la crescita che la squadra deve avere. I risultati poi sono una conseguenza di come giochi alla lunga, è sicuramente così. Poi c'è la partita magari dove giochi meno bene e vinci, e c'è la partita dove giochi meglio magari e perdi, però in sostanza i risultati sono figli e frutto di quello che riesci a esprimere in campo, che deriva poi da quello che esprimi in allenamento. Una squadra che poi continua a divertirsi e credo che questo sia il credo ormai di coach Pozzecco. Sì, ieri addirittura in allenamento secondo me ci hanno divertiti un po' troppo. Sono stati molto bravi come quasi sempre accade, si sono allenati con grande intensità, però abbiamo riso un po' troppo, è una delle prime volte che dichiaro una roba del genere, perché ci vuole sempre il giusto mix, ecco, tra goliardia e anche quella sana competizione che ti porta magari anche a incazzarti. Soprattutto con il focus mirato a quello che oltre il campionato al prossimo esordio anche in Champions League, che è importante. Adesso inizieranno i viaggi della speranza, come li definiamo noi. Sì, infatti dobbiamo approfittare di questa settimana, ne abbiamo approfittato e continueremo a farlo fino alla partita di sabato, poi anche la settimana che viene non giocheremo, quindi dobbiamo capire che ci serve per allenarci, perché poi avremo appunto, come dici tu, la Coppa e quindi meno possibilità di stare sul campo insieme a provare le cose che dobbiamo fare. Possiamo semplificare dicendo facendo più testa che gambe? Sì, dalle mie parti si dice chi non ha testa che ha gambe, che vuol dire che chi non ha il cervello come me deve avere le gambe, infatti io giocavo così. Ciao.